Il sindaco Sergio Giordani con la Giunta segue con attenzione la situazione sanitaria in città e in particolare la curva dei contagi che anche in Veneto è costantemente in salita. Il sindaco ha fatto di nuovo appello ai padovani perché, anche in vista del fine settimana, assumano comportamenti responsabili. Dall'altra ha indotto a cancellare la manifestazione prevista per la notte di Halloween. Da quando c'è il DPCM del 18 di ottobre devo dire che la situazione è nettamente migliorata, di questo ne siamo felici. Mi sembra di capire che la cittadinanza padovana stia rispondendo bene. Non voglio cantare vittoria assolutamente, però siamo nella strada giusta. È chiaro che questo fine settimana sarà un fine settimana di svolta, perché se abbiamo capito che dobbiamo andare verso una certa direzione, allora si procederà così. Se non abbiamo capito, allora dobbiamo anche metterci una mano sulla coscienza e dire che per colpa nostra, intendo dire cittadini, le cose non migliorano, una parte di responsabilità ce l'abbiamo anche noi. Siamo sempre stati pronti alle contravvenzioni, fermo restando che da quando io ho questa delega voglio assolutamente coinvolgere tutti i cittadini, tutti i ragazzi e le ragazze per cercare di fare questa prevenzione che per noi è fondamentale. Dobbiamo capire, avere senso civico, soprattutto in questo momento. Se dopo ci sono delle situazioni nelle quali proprio non si può porre rimedio, allora qualche contravvenzione dovrà essere levata. Da questa sera sono ripresi gli audiomessaggi alla popolazione attraverso 2 automezzi della Protezione Civile, che gireranno vie e piazze della città. Andremo non a tappeto, ma ovviamente nelle zone in cui è più usuale che ci siano assembramenti, ritrovi e situazioni di questo tipo. Lanceremo messaggi in cui diremo alle persone che è importante spostarsi con cautela, muoversi con cautela, di utilizzare sempre la mascherina quando si è fuori e di tenere sempre le distanze di sicurezza.